Manovra passata al Senato, le reazioni nella Marca, categorie economiche e sindacati sul piede di guerra, i pensionati dicono beffati 2 volte prima della Fornero, ora da questo governo, pronta la mobilitazione di piazza. 2 settimane fa l'attentato di Strasburgo, la morte di Antonio Megalizzi, l'europarlamentare trevigiano Remo Sernagiotto, ospite di 20 e 10, rivela: ho pranzato con lui poche ore prima della tragedia. Incidenti sulla neve, feriti 2 trevigiani, uno a Piancavallo nel Pordenonese, l'altro in Val Zoldana. Intanto arrivano i consigli della prefettura di Belluno per vacanze sicure in montagna. Vigilia di Natale, gli auguri ai veneti del presidente della regione Zaia, pace e serenità con un pensiero particolare ai malati e guardando al 2019 l'auspicio che porti finalmente l'autonomia. C'è chi trascorre le feste in famiglia, chi con i propri cari, chi non ha nulla. A Sant'Angelo i volontari stanno preparando il pranzo di Natale con i senza fissa dimora. Ultimi acquisti per pranzi e cenoni sulle tavole, i trevigiani vince la tradizione, pesce alla vigilia, carne a Natale, protagonisti tipici e prodotti e vini del territorio. Per la prima volta in Italia un presepe inclusivo con il coinvolgimento di persone disabili, è il presepe vivente di Cessaglio. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano parliamo della manovra passata al Senato e che tende adesso di passare alla Camera, passata con tante proteste come abbiamo visto, e le reazioni nella Marca sono forti. Pensionati già pronti a scendere in piazza contro i provvedimenti voluti dal governo, scontente anche le categorie economiche, mentre il deputato di Forza Italia Baratto si appella ai colleghi della Lega e dice si ribellino a questa finanziaria. Sentiamo. La manovra già passata al Senato scontenta il sindacato su diversi fronti. Eclatante quello delle pensioni, dice il segretario Paolino Barbiero. Non solo non si è superata la legge Fornero, ma si è disposto un ulteriore blocco delle pensioni sopra i 1.500 euro lordi per 3 anni. Sommando i 3 anni di riduzione degli aumenti, sostanzialmente queste persone, tra la Fornero e questa cosa fatta dal trio Conte, Salvini, Di Maio, ci rimettono mediamente tra gli 80 e 90 euro al mese. Se questo è il cambiamento, noi pensiamo che sia utile che i pensionati vengano in piazza con noi a protestare, perché altrimenti le loro pensioni tra un paio di anni conteranno sempre meno. Il Codacons Veneto cita 3 gravi errori: l'aumento delle tasse sul volontariato e onlus, la riduzione dei contributi alla stampa minore e un'ulteriore beffa per i risparmiatori danneggiati dal crack delle popolari, che si vedrebbero ristorato al momento solo il 30% dell'importo perso. Tristemente, anche per chi ci aveva creduto, questo è un governo del cambiamento, ma in peggio, chiude il presidente dell'Associazione Consumatori, Franco Conte. Deluse le categorie, sul fronte degli investimenti e degli aiuti alle imprese si è fatto ben poco. Purtroppo la manovra non si distacca dalla filosofia originaria, che è quella dell'assistenzialismo. Noi saremmo stati molto più per le risorse per gli investimenti e soprattutto gli investimenti infrastrutturali, invece queste risorse sono state di molto ridotte, e quindi credo che questo non vada bene. In Sicilia sono stati dati 2 miliardi, per carità, probabilmente era giusto darglieli, però per l'autonomia Veneto è stato dato nulla. Allora io capisco che per far finta si danno le competenze, però le competenze senza soldi è un prendere in giro i veneti. Io mi auguro davvero che anche gli amici della Lega si ribellino. Dalla Lega mostrano soddisfazione, ma in pochi parlano in queste ore. A nome del gruppo dei senatori, la trevigiana Sonia Fregolent mette l'accento sul contributo una tantum da 400 milioni di euro per i comuni fino a 20.000 abitanti. Credo che questo possa essere un modo concreto per riscontrare anche le istanze del territorio e dei sindaci. Sicuramente si può fare sempre di più e sicuramente meglio, ed è quello che noi auspichiamo a fare. Questo è un primo passo, un passo di attenzione nei confronti dei territori e degli enti locali, credo sia importante. Tutto questo mentre i dati dell'Osservatorio Economico e Sociale della Marca parlano di una crescita in rallentamento nel trevigiano a causa delle troppe incognite. Per quanto riguarda il mercato del lavoro possiamo dire che la provincia continua a crescere, sta recuperando abbastanza in ritmo buono quello che erano le condizioni pre-crisi. Diciamo che la velocità nell'ultimo trimestre si sta un po' rallentando, quindi si continua a crescere ma con una velocità più ridotta.
L'occupazione cresce nella Marca trevigiana secondo i dati dell'Osservatorio economico e sociale della Camera di Commercio, più 6.000 il saldo positivo rispetto al giugno 2008, con settori storici come metalmeccanico e legno arredo in netta crescita e il traino a doppia cifra del settore bevande, leggesi, prosecco. Ma tutto questo mentre cala costantemente il numero delle imprese, perse altre 200 dal settembre del 2017 a oggi. I nuovi occupati hanno trovato posto in sedi distaccate di gruppi più grandi, più 236 il numero delle filiali dipendenti sorte in un anno. Non si fa più impresa perché c'è una burocrazia, ci sono delle leggi che ammazzano le imprese. Noi abbiamo un governo, ma tutti quanti, fino adesso tutti i governi non sono mai stati amici delle imprese. Quindi neanche questo governo? No, neanche questo governo sta facendo fino adesso, la burocrazia sta aumentando, adesso entra la fattura elettronica che aumenterà ancora di più, quindi no, non ci siamo. Il punto vero è che questo andamento porta delle incognite rispetto al futuro, abbiamo la necessità a livello territoriale come a livello nazionale di fare delle scelte in modo che il futuro sia un futuro di sviluppo ulteriore. È l'ora di tenere fede alle promesse. Io credo che il Veneto debba camminare anche con una parte delle risorse che manda ovviamente a Roma, e questo non avviene se noi non mettiamo in campo infrastrutture di tutti i tipi, dalle telematiche alle strade e quindi un sostegno al credito e insomma quell'autonomia che è stata richiesta, ne pagheremo le conseguenze. Dateci le risorse per poter mettere in cantiere delle operazioni per sostenere l'economia. 2 settimane fa l'attentato di Strasburgo, la morte di Antonio Megalizzi. L'europarlamentare trevigiano Remo Sernagiotto, ospite di 20 e 10, rivela: ho pranzato con lui poche ore prima della tragedia. Ricorda così il giovane giornalista. Antonio era un entusiasta, era un figlio di quella generazione Erasmus che tanto parliamo, perciò un ragazzo solare. Una chiacchierata prima che i proiettili piombassero sul mercatino di Natale a Strasburgo e il cuore dell'Europa fosse nuovamente squarciato dal sangue del terrorismo. Tra le testimonianze di chi ha vissuto quel giorno di paura e sgomento fra gli europarlamentari veneti c'è anche quella di chi, come Remo Sernagiotto, poche ore prima della tragedia, con Antonio Megalizzi ci aveva parlato, lo aveva conosciuto assieme ai suoi giovani colleghi giornalisti. Quel martedì noi abbiamo votato fino alle 2 di pomeriggio, fino alle 14, poi siamo scesi a mangiare in mensa, era pieno di gente. Io, il mio collega, l'onorevole Salvatore Cicu, e mia moglie riusciamo a trovare 3 posti. E guarda caso mia moglie si siede vicino a Antonio, Salvatore vicino a mia moglie, e io dall'altra parte vicino alla, credo si chiami Rita Stevanato, una delle 2 ragazze. E quando mi sente parlare in Veneto, la ragazza dice: sono anch'io veneta, sono della Riviera del Brenta. E abbiamo cominciato, abbiamo parlato, poi Antonio ci raccontava la loro storia con la radio delle università europee. Abbiamo passato una mezz'ora mangiando insieme, fantastica, questi 3 ragazzi pieni di vita. Era un entusiasta dell'Europa, della vita, per come l'ho conosciuto io quella mezz'ora, anzi mi ha colpito come la Stevanato che diceva: ma fantastico questa esperienza. Nessuna parola sulla questione sicurezza, non c'è tempo, forse non c'è voglia. Antonio guarda avanti con il suo entusiasmo, poi i lavori all'Europarlamento proseguono, si fa sera e Sernagiotto si reca in un ristorante per una cena di auguri con alcuni colleghi. Istanti nei quali la tragedia si compie ed è il caos. Quando arriviamo lì in questo ristorante arrivano i primi messaggi. Solo il mattino dopo l'europarlamentare trevigiano capisce che quel ragazzo è tra i feriti. 48 ore dopo sarà morto. Un'altra giovane vita spezzata in un'Europa che si riscopre debole, ma chi in questa Europa ci lavora non vuole vivere nella paura. Noi siamo un popolo libero, il popolo europeo, la costruzione è la grande idea di De Gasperi, Schuman, cioè di questa libertà dove 450 milioni di persone si muovono liberamente, perciò noi siamo fragilissimi, però noi siamo cresciuti nella libertà, nel rispetto. Giorno di vigilia, giornate di festa, di vacanza per molti e che ovviamente scelgono la montagna per andare a sciare. Purtroppo si registrano anche gli incidenti sulla neve, feriti 2 trevigiani in particolare, uno a Piancavallo nel Pordenonese e l'altro in Val Zoldana. Intanto proprio dalla prefettura di Belluno arrivano i consigli per vacanze sicure in montagna.
Una gita in montagna che rischia di trasformarsi in dramma per un giovane di Motta di Livenza precipitato da una trentina di metri dopo essersi lanciato con gli sci da un trampolino sulle nevi di Piancavallo. Dopo il salto appunto dal trampolino più alto dello Snow Park, il 25enne ha perso il controllo degli sci ed è caduto battendo violentemente la schiena sulla pista innevata. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Pordenone dove è stato ricoverato per un sospetto trauma spinale. Ed in queste ore nelle quali le piste cominciano ad essere frequentate dai turisti in ferie per le vacanze di Natale, sono già diversi gli interventi di soccorso. Ieri un 51enne trevigiano è finito all'ospedale dopo essere caduto per diversi metri in un dirupo a bordo pista sul comprensorio del Civetta in Val Zoldana. L'avvallamento era ben segnalato, ma l'uomo non se n'è accorto ed è finito fuori pista riportando lesioni fortunatamente non gravi. E proprio in queste ore la prefettura di Belluno ha diffuso un volantino con tutti i consigli per una vacanza sicura sulla neve, 5 semplici regole per trascorrere in sicurezza i giorni di relax e svago sulle montagne, dal controllo dei bollettini meteo all'equipaggiamento adatto, compreso quello di sicurezza antivalanga se si va fuori pista, scegliere escursioni adatte alla propria preparazione, non strafare, informarsi sulla percorribilità dei sentieri. Alcuni potrebbero non essere praticabili a causa delle piante cadute o di smottamenti dovuti al maltempo. Tornare indietro se si dovessero avere problemi durante il percorso. Insomma, divertirsi, ma senza correre inutili rischi. Ultima domenica di Natale con sciopero al cinema multisala di Silea, con dipendenti e sindacati che hanno protestato per le cattive condizioni di lavoro. Vediamo. Lo sciopero è perché negli anni sono peggiorate le condizioni di lavoro, turni massacranti che vanno cambiati in continuazione, mansioni che vengono cambiate, per cui dal biglietto al bar ognuno deve fare tutto, scade la qualità del servizio e scade la qualità del lavoro. Lavoratori in sciopero, volantinaggio all'ingresso del parcheggio. È stata un'antivigilia di Natale di protesta, quella dei dipendenti dello Space Cinema di Silea nell'ultima domenica prima delle feste, quando era dunque previsto un afflusso di pubblico consistente. Turni di lavoro pesanti e con orari insostenibili, ragazzi che passano dal bar alla biglietteria, contratti precari. Lo sciopero è andato avanti dalle 14 alle 22 nel multisala alle porte di Treviso, così come in tutto il territorio nazionale. Si è aperta un'avvertenza sul piano nazionale, c'è uno stato di agitazione in corso perché non vengono rispettati gli orari e molto spesso nemmeno vengono definiti gli orari dei lavoratori che vengono a saperlo di settimana in settimana, molti sono precari, molti tempi determinati, c'è una trattativa in corso con l'azienda per il riconoscimento dell'impegno dei lavoratori, però fino adesso non abbiamo avuto risposte e per questo si è deciso di fare lo sciopero. Difficoltà che a Silea sono esplose con il passaggio di proprietà della struttura, con la CGIL che ha impugnato i contratti dei 55 lavoratori per lo più a tempo determinato o part-time, chiedendo al giudice di indicare gli orari di lavoro mentre l'azienda stabilisce solo un monte ore settimanale. Il cambiamento è determinato dal fatto che adesso è un fondo di investimento che potrebbe investire in cinema come investirebbe in acquisto di materie prime, per cui non c'è quella passione dietro al cinema che c'era nella gestione precedente. Purtroppo questo poi si vede nel come vengono trattati i lavoratori da un lato, ma anche come viene trattata la clientela. E tutto mentre il cinema come prodotto vive grandi trasformazioni e la concorrenza feroce di TV a pagamento e piattaforme digitali, i clienti vanno incentivati, non certo scoraggiati. Sembra quasi che questo fondo di investimento non sia realmente interessato a tenere in piedi il settore del cinema nel nostro paese, perché la crisi è la mobilitazione in tutta Italia. Può essere un motivo appunto per uscire, no? Se questo motivo viene in qualche maniera reso meno felice e piuttosto arduo, vabbè, allora anch'io sto a casa sul divano con la mia televisione. Allora parliamo di quei volontari, di quegli angeli che intervengono quando abbiamo bisogno, quando ci sono esigenze anche drammatiche, l'abbiamo visto tante volte, parliamo della protezione civile. A Treviso una buona notizia con l'arrivo con 3 mezzi che vengono riammodernati proprio per gli uomini della protezione civile.
Un mezzo spargisale e 2 fuoristrada completamente verniciati di bianco con le bande giallo-blu come previsto dalla normativa vigente. I 3 mezzi necessari per le attività della Protezione Civile di Treviso sono stati completamente rimodernati, un adeguamento che si attendeva da tempo. La verniciatura è stata rifatta a titolo gratuito grazie a MOM, con lo scopo di permettere ai volontari di partecipare a tutte le operazioni di emergenza e soccorso nel territorio nazionale. Quindi un altro tassello importante sull'equipaggiamento della nostra protezione civile, che rimane un fiore all'occhiello e un riferimento a livello provinciale. Ma le novità non finiscono qui. Il primo cittadino ha annunciato che a partire da gennaio verrà pubblicata una lista con gli accessori necessari alla sede comunale che ogni cittadino potrà contribuire all'acquisto. Da gennaio chiederemo l'aiuto anche dei cittadini, creeremo un elenco di attrezzature di cui la protezione civile necessita, creeremo una piccola simpatica lista nozze, potendo regalare o omaggiare alla protezione civile qualcosa di cui effettivamente hanno bisogno. Gruppi elettrogeni, fari, batterie, chiunque potrà donare alla protezione civile uno di questi strumenti, fornendo così un enorme contributo alle attività che i volontari svolgono nel territorio comunale e regionale. Noi chiediamo delle motoseghe, chiediamo delle motopompe, chiediamo dei gruppi elettrogeni, chiediamo delle torri faro, tutte piccole attrezzature. Naturalmente ci servirebbe anche un altro mezzo fuoristrada da poter avere una prima partenza operativa. Un ultimo appello è rivolto ai maggiorenni residenti nel comune e con disponibilità di tempo che abbiano voglia di iscriversi nella protezione civile. Chi vuole tranquillamente può aderire e in base volontaria può tranquillamente venire nella nostra sede a iscriversi e dopo iniziare a vestire come noi in giallo. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rai 2. Eccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Apriamo allora la pagina dedicata al Natale ormai alle porte. Lo facciamo prima di tutto con gli auguri a voi telespettatori, a tutti i veneti e ai trevigiani da parte del governatore del Veneto, Luca Zaia. Sentiamolo. Faccio di cuore gli auguri a tutte le cittadine e cittadini che siano veramente degli auguri che portino pace, serenità, amore, come si dice di solito durante il Natale, ma che sia un Natale che si possa trascorrere con le persone che si amano, con gli amici, e sia un Natale anche per coloro che magari non godono di perfetta salute, che riporti la salute. E poi ci aspettiamo un grande 2019 che sia l'occasione per realizzare tutti i nostri sogni, uno per tutti, quello dell'autonomia. A questo Veneto, al nostro Veneto, bisogna dare l'autonomia, e quindi auguri, auguri, auguri a tutti, buon Natale e buon anno. E c'è chi trascorrerà le feste in famiglia, chi con i propri cari e chi ha deciso di condividere il Natale con le persone che sono sole o che non hanno nulla. A Sant'Angelo ci sono i volontari che stanno preparando, che hanno preparato il pranzo di Natale per domani con i senza fissa dimora. Si apparecchiano le tavole, si appendono gli addobbi al capannone della Proloco di Sant'Angelo. Per il 10° anno ci si prepara a festeggiare il 25 dicembre con gli ultimi, perché il Natale dovrebbe essere anche l'occasione per colmare la diversità dei mondi e magari farli mescolare, come succede qui grazie all'opera della Caritas, delle parrocchie, della cooperativa La S e del comune di Treviso. Per il pranzo di Natale a queste tavole siederanno senza fissa dimora, rifugiati, persone sole, ma anche famiglie con bambini, uomini e donne che volendo il pranzo di Natale se lo potrebbero anche permettere, ma hanno invece deciso di condividere questo momento con gli altri. Che diventa un punto di incontro per quasi 180 persone che verranno domani, giorno di Natale, a pranzare qui con noi, senza distinzioni di famiglie, persone sole, persone che non hanno una casa, persone che vivono in dormitorio. E dopo il pranzo ci sarà la tombola e la musica per trascorrere l'intero pomeriggio in compagnia e sentirsi parte di una comunità, invece che soli. Abbiamo ricevuto anche molte telefonate di persone proprio sole che sono a casa e che avrebbero solo voluto il piacere di venire, e stiamo anche organizzando per andare a prenderle, per portarle da qua, anche da fuori comune.
Centinaia le persone, i gruppi, i volontari che partecipano all'organizzazione del pranzo solidale, che coinvolge come sempre anche i giovani. È proprio il nostro senso fare servizio e dare una mano dove c'è bisogno, quindi per noi diciamo è la regola, è la normalità fare qualcosa per gli altri. Il tutto grazie alla solidarietà di chi si è impegnato nell'allestimento e di chi, come molte aziende locali, ha donato i propri prodotti per il pranzo. Chi invece ha la fortuna di passare la festa con la famiglia o con gli amici, bene, oggi ha passato una giornata, chi aveva bisogno ovviamente, alla caccia dell'ultimo acquisto per pranzi e cenoni, e sulle tavole dei trevigiani a quanto pare vince la tradizione. Da parenti, quindi lasagna, quindi carne di secondo e le classiche cose natalizie. Pesce, tutto pesce. E domani invece? Domani invece faccio io e sarà un po' misto. No, avrò carne domani, tortellini, tradizionale. Pesce alla vigilia, carne a Natale. A casa o al ristorante i trevigiani scelgono sulla tavola soprattutto piatti della tradizione. Buona cucina, eccellenze gastronomiche, a maggior ragione a Natale nella Marca si apprezzano il cibo ed il buon vino. Lo testimoniano i dati di un'indagine della Confartigianato sulla food economy nella Marca. 1194 piccole imprese attive nel settore alimentare, quasi un quinto dell'intero numero regionale, oltre 2500 addetti. Settore che vive il momento clou appunto nel periodo delle feste, con una spesa stimata delle famiglie trevigiane in 198 milioni di euro per pranzi e cenoni delle feste. Oggi gli ultimi acquisti prima di dare il via alla maratona gastronomica. Pesante, branzini, orate, scampi da mangiare crudi, tonno da mangiare crudo. Il menù prevede pesce, siamo ospiti di mia sorella, io vengo da Modena e quindi mangiamo veneto. E domani invece a casa della mamma, tortellini in brodo. Nel menù c'è l'insalata russa che non manca mai, poi gli spaghetti con le seppie e il baccalà e verdure varie assieme ai figli logicamente, che sono la cosa più bella che ci sono. Mia mamma è abruzzese, quindi il concetto di pesce alla vigilia è fondamentale, quindi andiamo a mangiare. Noi non cuciniamo mai queste feste, domani andiamo dai suoi, quindi sempre a scrocco. Abbiamo visto tanti presepi e continuiamo a vedere tanti vostri presepi in queste settimane. A Cessalto c'è un presepe davvero particolare e non solo perché è un presepe vivente. Vediamo. Ci sono tutti, dai pescatori ai falegnami, dai panettieri agli artigiani, dai re magi a Giuseppe e Maria con il bambino Gesù di pochi mesi. A distinguere questa scena poco lontano è presente un angelo in carrozzina. Le emozioni scorrono ad ogni scena recitata dai volontari, ma a fare la differenza nel presepe vivente di Cessalto è la partecipazione numerosa delle persone con disabilità. All'inizio ti dirò che l'idea è nata per fare un presepe inclusivo nel quale potessero essere inseriti anche delle persone con disabilità. Poi abbiamo pensato che inclusione può significare anche il contrario, ovvero che possono essere le persone normodotate che si inseriscono con le persone con disabilità, per cui alla fine per noi è diventato un presepe di persone e basta. Geometri, carpentieri, falegnami, muratori, sarte e costumiste si sono resi tutti disponibili, ognuno con le proprie professionalità, per ricreare questo piccolo paese nel modo più fedele possibile alla Betlemme di oltre 2000 anni fa. Ma a fare la differenza nel ruolo di figuranti fra le oltre 50 persone, per la prima volta in Italia ci sono una decina di persone con disabilità. È una bella cosa mai fatta e che in giro non se ne sono viste tante e ci sono riusciti, insomma, sono stati bravi. Secondo Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, l'idea di realizzare un presepe inclusivo nasce dalla volontà di mettere al centro di quello che è il simbolo della rinascita la persona. Quella persona che Dio ama così tanto e senza distinzione da diventare lui stesso uomo per salvarla. Ecco perché il vero Natale è quello dell'inclusione e non delle distinzioni. Essere tutti assieme, essere felici e condividere le emozioni.
E poi c'è il nostro viaggio tra i vostri presepi, quelli che ci segnalate ogni giorno nella parrocchia di Sant'Andrea di Barbarana, San Biagio di Callalta, un presepe realizzato anche con il fango del Piave. Questo è il presepe nella chiesa di Sant'Andrea di Barbarana, piccolo paesino, una frazione di San Biagio di Callalta. Vi presento il presepe di fango perché si ispira al maltempo dei primi di novembre. I ragazzi hanno voluto così partecipare al disagio delle famiglie, una trentina di famiglie in Golena. Hanno preso addirittura il fango del Piave, sono andati a prenderlo in Golena. Hanno rappresentato gli alberi che sono caduti, diciamo, con il vento. Hanno voluto rappresentare un po' tutto il Veneto, come si dice, colpito da questo disastro. Nonostante tutto, Natale viene per tutti, ecco, per dire, anche dal fango ci si può risollevare. La rinascita di Gesù ogni anno, la rinascita può essere di tutte le persone. Allora potete segnalarci come sempre la vostra natività, il vostro presepe, le 3 modalità le vedete fra poco in sovraimpressione, ve le ricordiamo sempre alla fine del nostro telegiornale, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per mandare i vostri video. Siamo in chiusura, lo avete visto nel telegiornale, l'anticipazione delle parole di Remo Sernagiotto su Antonio Megalizzi, è uno dei 2 ospiti di 20 e 10 fra pochissimo, vedete in onda Remo Sernagiotto, europarlamentare dei conservatori e riformisti, e Giancarlo Scottà, europarlamentare della Lega. Parleremo dunque di Europa, ovviamente non solo di quello che è successo a Strasburgo, ma anche della manovra e di quanto sta accadendo in Italia. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. La giornata di Natale trascorrerà all'insegna di un tempo in genere buono, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure centro-meridionali e sulle vallate alpine. Non mancheranno ampie schiarite soleggiate altrove. Temperature minime tra -2 e 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle foschie o delle nebbie al mattino sulle vallate alpine. Cielo a tratti coperto invece sui settori costieri, più soleggiato a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree alpine di confine. Temperature minime tra -5 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi circa. Il meteo di Antenna 3 termina qui. A tutti voi i più cari auguri di buone feste.
Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.